Buongiorno e benvenuti, ben svegliati. Questa prima parte di 7 in punto che la vogliamo dedicare all'arte, chiamiamola così contemporanea, ma un genio dell'arte, la pop art. Sto parlando di Andy Warhol perché a Ca' dei Carraresi di Treviso c'è una rassegna visitabile fino al 1° maggio del 2018 che si occupa proprio di Andy Warhol Superstar. Ma per chi non avesse ancora visto questa mostra, questa è l'occasione per poter vedere attraverso le nostre immagini, quadri esposti, ma anche per fare un viaggio in questa che non è una semplice esposizione, ma è un'esperienza che coinvolge tutti i sensi, fare un viaggio anche negli anni in cui è nata la pop art, in cui si è sviluppata la pop art, che ha gettato un po' le radici di quella che è la società consumistica, dalla società consumistica, poi il passaggio alle varie fasi sino al periodo che stiamo vivendo oggi. Ho qui con me questa mattina la curatrice di questa mostra, Rosy Fuga dalla Rosa. Buongiorno e benvenuta. Grazie, buongiorno a lei e a tutti i nostri telespettatori. Perché Warhol Superstar? Perché Warhol, a parte Warhol è una superstar, rimane una superstar, Warhol ha inventato le superstar, ha fatto sì che le star diventino attraverso l'arte delle superstar. Vediamo Marilyn lui la ritratta poco prima che morisse, declinandola in vari colori, con la serigrafia, con la sua tecnica meravigliosa, e Liza Minnelli piuttosto che Regina Schrecker, non ve li sto, Aretha Franklin, che allora erano star, ma eravamo però in un periodo dove cominciava ad esserci il lusso sfrenato, le pagliette, i lustrini, e Andy Warhol ha cavalcato benissimo questa età del consumismo, questo periodo del consumismo, per cui anche le star erano super, tutto era super. Ed è proprio questa l'idea, superstar in un periodo di super consumismo, dove la gente voleva a tutti i costi il lusso, le paillette, e si immedesimava negli attori, nelle modelle che allora si chiamavano mannequin, nelle borse meravigliose che si potevano comprare, nelle scarpe. Anche le scarpe con Andy Warhol sono diventate superstar. Ma questo perché all'epoca il lusso stava diventando un elemento di massa, non perché le masse potessero permetterselo, ma perché era uno status symbol. E oggi il lusso c'è comunque, è un po' più relegato ad un'elite, e oggi forse le masse non aspirano più a quel lusso, però sono altrettanto attratte da quella magia, da quel glamour che quell'epoca in qualche modo ha lasciato. Verissimo. Chi ha la mia età, quelli della mia generazione, si ricordano il glamour che c'era anche in Italia, a Milano, a Roma, a Milano specialmente. È chiaro che non esiste più, adesso tendiamo a nascondere la nostra ricchezza, il nostro potere. Chi ce l'ha il potere e la ricchezza lo nasconde, perché in effetti adesso è diventato tutto diverso, la gente ha paura, allora la gente si apriva, e anche la persona, l'impiegato, l'operaio poteva ambire poteva sognare, e forse anche avere quei 15 minuti di celebrità, o comprando una borsa per la moglie piuttosto che comprandosi una serigrafia di Andy Warhol, che allora non costava come adesso, ma era un periodo di sogni, di meravigliosi sogni. È una bella nuvola che c'era in quel periodo, che devo dire sinceramente rimpiango anch'io, perché era molto bella, perché tutto stava nascendo, perché l'arte si stava sdoganando, e uno degli artisti che ha sdoganato l'arte, l'ha resa commerciale, l'ha resa non più un lusso, ma comunque sempre un lusso, e mi perdoni la contraddizione, ma è così, è stato Andy Warhol, perché in effetti lui voleva fare un'arte di massa, voleva chiaramente
portarla a tutti. Mantenendo però lo stile, la qualità, la raffinata ricercatezza. Volevo arrivare a questo. Sì, ecco, questo non voleva dire massificare il lavoro o la genialità. No, non l'ha mai fatto. Anzi, Andy Warhol è uno degli artisti più elitari che io abbia conosciuto. Parliamo dell'epoca, perché ogni epoca poi ha il suo... Non possiamo confrontarlo ad altri, ovviamente. Andy Warhol non viene da un'accademia, viene da studi pubblicitari. È un grafico. Era un grafico, perfetto, ma era un grafico geniale. La genialità è importantissima, perché ti fa vedere al di là, ti fa vedere lontano, ma ti fa anche usare delle tecniche come prova che a un certo punto delle nostre epoche erano state svilite. I gravure di un tempo, che erano poi le incisioni, sono state poi svilite. Invece Andy Warhol ha riportato la serialità, l'ha riportata in auge, l'ha riportata facendone conoscere la tecnica, il valore finale della tecnica. Non è facile avere un artista geniale con una tecnica come la sua, perfetta. Una tecnica che in qualche modo, parliamo di questa mostra in maniera specifica, no? Certo. Ritrae le superstar, certo. Però la tecnica gli permette quella enfatizzazione, se vogliamo, quella celebrazione del carattere della persona. Non sono fotografie, sono delle raffigurazioni, dei cartelloni pubblicitari in qualche modo che colgono l'anima del personaggio raffigurato. Certo, ecco, non possiamo chiamarle veriste, non c'è nulla di verista. Non possiamo dire, ha fatto una fotografia, no. Se voi vedete la Liza Minnelli, se voi vedete... Pensavo proprio a Liza Minnelli, gli occhi, alla bocca, quegli occhi e non quella c'è bocca, altro. E non c'è altro, ma nero. c'è una ragione. Chi conosce Liza Minnelli sa benissimo che anche lei non voleva essere presa di profilo, ma sa benissimo anche che qual era la magia di Liza Minnelli? Questi grandi occhi e la bocca. E lui è riuscito a fare un viso senza naso, non te ne accorgi, ma non te ne accorgi. I Ladies and Gentlemen ci portano a vedere delle persone, dei travestiti, perdonatemi il termine, ma è questo, che in realtà erano volgarissimi, ma lui, a parte esortarli a essere più accorti per la loro salute, a fare da papà in questa factory, queste persone, ne ha trovato il lato gentile, perché nessuno di quelli che lei anche ha visto si può chiamare volgare. C'era chi aveva delle bellissime mani e per cui ha messo in risalto le mani, chi gli occhi, chi il sorriso, però non si può dire che siano delle immagini volgari. Quanto la individuazione attraverso questi ritratti, al di là della tecnica, che diventano però stilizzazioni, no, della raffigurazione stessa, sono anche un segno che si va oltre la fisionomica e si accede al carattere, all'anima, ad una profondità. Ecco quindi anche la profondità di una arte che sembra un'arte di facile fruizione, un'arte bella che impatta perché ci sono dei colori forti, ci sono delle belle linee, però è anche un'arte semplice che lascia spazio all'interpretazione individuale? Sì, e questa è proprio la genialità, la semplicità del portare alle persone come me, o come gran parte del pubblico, qualcosa di geniale che sembra facile, ma non lo è. Quando Andy Warhol scattava le sue Polaroid per i ritratti, cercava l'anima delle persone. Se Modigliani non faceva le pupille alle donne perché non voleva che il pubblico vedesse l'anima delle donne che poi erano le sue amanti, in effetti Andy Warhol scopre l'anima e te la porta fuori, ti fa vedere quello che lui ha scoperto, l'anima del personaggio. Poi dice, ha fatto le scarpe, ha fatto le zuppe. Sì, ma
anche lì vi ha fatto vedere l'anima, la serialità, la scatola. Beh, anche le zuppe, la Certo, serialità delle zuppe diventa zuppe, l'anima diventa di un l'anima. ossessivo consumismo, di un Perfetto. rinunciare magari ai cibi cotti secondo la Certo. tradizione e andare verso una industrializzazione quasi parossistica, no? Il Certamente, cibo in ma scatola, anche difatti, il junk food, un po' il padre del junk food, ma all'epoca non era tutt'altro che junk food, No, difatti. era liberarsi da quelli che erano i riti Di schiavitù della casa e del cucinare. Esatto. Poi che fosse junk food o meno, questo lo stabiliranno noi, per noi italiani lo è, e non c'è problema. Ma anche la stessa scatola della Brillo, dove le signore con le prime lavatrici di allora facevano il bucato, è diventato un matto, è diventata una cosa importante, ma ci voleva quella celebrazione genialità. di libertà di certi Sì. riti Sì. pesanti, quasi anche un'emancipazione della società in qualche modo. Certo, giustissimo, è proprio così. Andy Warhol ha avuto la genialità e continua ad averla e continua a stupire per questo, ma l'importante è che il pubblico, i giovani, ma non parliamo sempre dei giovani, anche le persone che vanno a vedere queste mostre, nella fattispecie questa mostra, entrino nell'ambiente. Allora, com'era l'ambiente? Perché è questo, se tu non entri nell'ambiente del 300, del 400, del 500, non capisci perché certe cose siano state dipinte in quel modo così. Ma qui lo capisci, qui entri e sei avvolto da questo profumo, da questi video che ti spiegano come mai. Poi lo capisci anche perché in qualche modo ci sono generazioni come la nostra che hanno fatto in tempo a vivere quel periodo, l'hanno vissuto quindi, e anche in qualche modo lo trasferiscono ai figli, ai nipoti, quindi che c'è ancora un legame con la contemporaneità. Sì. Questo è importante. Questo è ancora importante. Qualcosa che non è secoli fa, è dietro l'angolo. No, ma difatti esperienza di vita vissuta. Difatti perché questa è l'unica mostra che è attualissima. Questo ci sono dei ritratti di tuttora viventi. Difatti, presuntuosamente lo al di là di Regina Schrecker, poi c'è un omaggio a Borsato. C'è un omaggio a Borsato, poi c'è un'altra. Ecco, a parte che poi c'è anche una Grace Jones che purtroppo non abbiamo potuto portare perché ha avuto un lutto in famiglia, ma ci sono ancora le persone. Ecco che cos'è. Questa è una mostra viva, ma non è una mostra viva. Non dice allora prendi un giovane e fai. No, attenzione, un'icona come Andy Warhol, che ha creato un mondo che tuttora, non che ha creato, che ha fatto vedere attraverso le sue immagini, ma anche attraverso i suoi film, un mondo, ecco passano le immagini, un mondo che c'è ancora, perché ci sono queste persone. Ma diciamolo anche, un mondo rimpianto anche. Ecco, c'è nostalgia. C'è nostalgia, ma c'è. Ma nostalgia solo di chi l'ha attraversato, l'ha sfiorato, o anche di chi non ha potuto conoscerlo e ritrova in questa arte, gioco, leggerezza, bellezza e anche un interpretare l'arte in forma moderna, contemporanea, un linguaggio che è qui, insomma, l'icona medievale si può apprezzare. Però è un linguaggio ormai lontano da noi. Sì. Ecco, invece qui ci sono. Io mi rendo conto dei quarantenni che hanno ricevuto, io ho figli quarantenni, che hanno ricevuto un po' di questa nostra eredità, che amano Andy Warhol, ma non nego che ho visto molti giovani amare Andy Warhol, giovanissimi, perché in effetti lei ha detto la cosa giusta. L'arte, anche se così difficile, con una tecnica così difficile, è fatta vivere con leggerezza. Cioè, Andy Warhol era poliedrico, Andy Warhol è stato un grande manager per la musica, vedete i Velvet Underground, Andy Warhol è grande amico di Mick Jagger è qui, che salta a oltre 70 anni sul palco come un ragazzino e lo invidio. Ma anche il film Nico di Susanna Nicchiarelli ha avuto un grande successo proprio perché racconta una storia che ce la sentiamo addosso. Per cui oggi tra i tanti artisti della pop art quello che ha lasciato il segno più importante, ma non ha lasciato il segno, quello che c'è, lui c'è.
Ma quanti sono gli altri artisti della pop art? Perché uno pensa solo a Warhol. Sì, ci sono artisti inglesi, c'è Roy Lichtenstein, il più importante, però senza nulla togliere, grandissimo artista, non ha avuto quella genialità, nonostante sia un artista incredibile, di vedere al di là del fumetto. Sì, sembra quasi nel caso suo un esercizio di stile, certo, più che una comunicazione alle masse. Certo, ma io non vorrei parlare degli altri artisti della pop art perché sembra di sminuirli, non è vero? No, era per capire dire. E tracciare, perché quando uno pensa a pop art, Warhol viene in mente a tutti. Ecco, ma anche Rotella un grande pop art, anche Villeglà un grande pop art, però tutti hanno avuto non una visione a 360 gradi, lui l'ha avuta. Poi ricordiamoci anche una cosa, la street art nata a New York non era poi così ben vista da Warhol, ma quando ho cominciato a conoscere Basquiat, Keith Haring e sono entrati nella Factory, ecco che lui ha conosciuto il valore, era aperto all'arte, ma quindi pronto anche a contaminarsi. Certo, a contaminarsi. Si è contaminato con Napoli e il Vesuvio, voglio dire. Il vulcano. Ecco, perché, voglio dire, ma chi mai, a parte i grandi scrittori, poteva dire Napoli mi ricorda New York? Sinceramente a me quella frase ha sempre colpito. È vero, però non ha torto. C'è un'affinità. C'è un'indubbia affinità. Un'indubbia affinità. E quanti artisti sono andati, non vi parlo degli artisti dell'antichità, ma quanti artisti hanno trovato nel Vesuvio quell'esplosione di vita che gli ha fatto fare? Genio unico. Poi uno dice, tu sei innamorata di Andy Warhol. No, io sono innamorata dell'arte in generale. Certamente mi piace riconoscere quello che lui ha fatto. Era anche un artista che in qualche modo usava l'arte per delle denunce, oppure queste sono delle dietrologie che fanno alcuni critici? No, secondo me non sono dietrologie, perché gli incidenti stradali, la sedia elettrica era un qualcosa che... i pugni allo stomaco dritti. Ecco, erano dei bei pugni al potere dritti, perché li dava e li poteva dare. Per cui no, non è dietrologia, è vero. Che poi lui abbia cambiato strada e sia andato in altro modo, questo è un qualcosa che saprà solo lui, il perché, però ha sempre dichiarato la sua contrarietà a un certo tipo di violenza, sia di Stato che comunque queste strade con i drogati, con questi incidenti incredibili. Per cui no, non credo proprio, direi, nessuna dietrologia. Era così, Andy Warhol era questo, Andy Warhol era quello che denunciava queste cose, che ti faceva la Campbell Soup e la Brillo, ed era quella che ti faceva anche assolutamente un film con una persona che dorme per 9 ore. Cioè, la serialità che valore aveva secondo lei? Ma che valore aveva per Andy Warhol o che valore aveva per... No, per Andy Warhol, perché riprodurre all'infinito un oggetto per quasi una serie, sembra un po' una grafica fotografica, no? I vari scatti che si fanno, anticipando un po' quelle tecniche che oggi si hanno con noi gli smartphone, anche i ritratti. Certo. Il ritratto poi alla fine si parla di celebrazione dell'io, certo, no? Con Warhol, che è la stessa cosa che facciamo oggi, ciascuno di noi stessi ci ritraiamo non perché vogliamo essere come siamo, ma per coglierci, per autocelebrarsi, credo. Io sono del parere che la serialità data da queste tecniche e in special modo dalla serigrafia per Warhol sia stata non una serialità, facciamo questo viso 200 volte, 1000 volte, no, lui lo faceva, però lo modificava con i colori, lo modificava con proprio le sue strisce di colore, e non era più serialità. Era uno, nessuno, 100.000. Bravissima, bravissima. Quindi per poter raffigurare la complessità di un oggetto o di una persona, perché poi anche gli oggetti, no? In qualche modo diventano frutto di questa ripetitività unica, insomma. Unica.
La serigrafia in questo caso, che ovviamente ti porta a fare più copie di altre, di litografia, di incisione, acquaforte, tinta, mettetela come volete, qui non stiamo facendo una lezione. No. Ecco, era la serialità che ha dato a una genialità come Andy Warhol la possibilità di far conoscere i 1000 volti e far diventare la star una superstar. Come sta andando la mostra Accade Carraresi, proprio per questa anche Io sono dimensione? molto di parte, ma secondo me molto bene. Anche oggi sono arrivata e col direttore, il dottor Caprioli, siamo andati a fare un giro e c'erano delle signore arrivate da Milano, entusiaste della mostra, più altri giovani ragazzi. Abbiamo dei gruppi, abbiamo delle scuole. Io personalmente sono soddisfatta, perché nessuno si è annoiato. Sono 40 opere, non sono tantissime. No, difatti. Una mostra, secondo lei, deve stare in un percorso definito, che così in qualche modo c'è un'idea, che un film, un itinerario, o le mostre devono... Con Andy Warhol l'abbiamo potuto fare. Il giorno in cui faremo Pablo Picasso sarà difficile. Capisce? Perché se ne farà più di una. Se ne fa più di una, ecco. No, non credo che sia un discorso, certo una mostra con 200 opere stanca, perché in effetti è così. No, con Andy Warhol in questo caso, dato il soggetto, sì, andava bene così. Anche perché abbiamo voluto prestiti privati, prestiti italiani. È stato facile avere le opere? No, non è mai facile, perché ogni collezionista è ovviamente geloso della propria opera. No, non è stato facile, però ci siamo riusciti, ormai di noi si fidano, sono tanti. Sono per lo più collezionisti privati le opere di Warhol? Sì, fondazioni, collezionisti privati, sì. E abbiamo fatto una scelta che ha voluto un po' coprire tutto un periodo. Come dice il direttore della mostra, è una finestra aperta sul Novecento. Poi il Novecento inizia prima di Andy Warhol e continua dopo, però in effetti chi ha aperto questo buco per l'evasione dell'arte, in questa prigione dell'arte, è stato Andy Warhol. Ci sono dei discendenti in qualche modo tra gli artisti contemporanei? Vedremo. Tra la street art sicuramente, nella street art sicuramente. Indubbiamente ha contribuito a dare dignità artistica alla street art, Andy Warhol. Sì, ha contribuito sì, anche se poi anche nella street art c'è una massa ovviamente di artisti, però col tempo stanno emergendo i veri street artist, sì, e sono eccezionali, devo dire. Un'epoca diversa, un mondo diverso, ecco perché la mostra dentro 4 mura deve coinvolgere, perché se no abbiamo le mostre fuori, sui muri, perché ce ne sono di bellissime, di splendide. Ci sono città che hanno opere splendide, stanno rivalutando i quartieri fatiscenti con la street art. E non solo quelli fatiscenti. E non solo quelli fatiscenti. Decorare le nostre città diventa... Insomma, Bisogna fare tutti un passo in avanti. E secondo lei in Italia siamo pronti a questo tipo di approccio? Oh mio Dio, che domanda difficile. Forse a Napoli sì. Forse a Napoli sì. Ma anche qui però qualcosa io si trovo muove. che sì, sta proprio cambiando. L'arte sta diventando il pane di tutti. Perché è bellezza. Perché è bellezza. Ne abbiamo tanto bisogno di bellezza. Ne abbiamo bisogno. Non dobbiamo... adesso... Sai, è il discorso delle brutte notizie costantemente. Ma le brutte notizie sono sempre esistite, probabilmente. Mi è piaciuta molto... Dobbiamo trovare un equilibrio. Certo, mi è piaciuto molto quel foglio del Corriere che dice buone notizie, che esce una volta alla settimana. Ecco, facciamo così, l'arte sono le buone notizie, facciamola. E trovo che sì, serve, sta diventando sempre più un mezzo per parlare con le persone. Lo vedo anche sui vari social, Instagram, Pinterest, ci sono giovani che hanno la loro cartellina con le loro opere e mi piace vedere queste cose perché è importante. Beh, chi? Non so, di noi non ha comprato un manifesto con Marilyn Monroe certo. appeso in camera, certo, è un must, la maglietta. O la maglietta, sì, è vero. Il bello salva
salva gli esseri umani, salva la terra. E salva anche la testa, oserei dire. Molto. Che induce alla riflessione. Sì, difatti. Io devo dare spazio alla pubblicità, ringrazio Rosy Fuga, dalla Rosa o De Rosa, De Rosa, ecco, ho sbagliato tutto, non Rosy si preoccupi. Fuga e De Rosa, e subito dopo la pubblicità continueremo a parlare di questa mostra con il direttore per capire come è avvenuto questo allestimento, che è un salotto, non è un percorso didascalico classico. A tra pochissimo, grazie, del resto con Warhol non era possibile un percorso classico.